Torino, buonasera Italia, buonasera. Grazie per essere venuti in questo appuntamento molto speciale, perché veniamo da un piccolo viaggetto. Spero di aver fatto tutto il possibile, ma mi sembra che le cose stiano andando molto bene. Mi si alzano i pantaloni, devo abbassare, se no. Il viola di solito porta sfiga, ma noi siamo anti-sfiga. Grazie. Che frasoni. No, è bello tornare in questo momento, perché questo turno ha come titolo, diciamo, un po' il condividere per me. Devo dire che la scenografia quest'anno ci ha veramente aiutato molto, perché io ho preso spunto da queste torri. Io spero che siano, diciamo, delle torrette che mandino delle onde, e che queste onde arrivino ad ognuno di voi, che ognuno di voi abbia un ricettore di questo per condividere le emozioni che possono esserci su un palco. Torno da un viaggio, e quindi anche questa esperienza qua è bello averla condivisa insieme, quindi ovviamente siamo molto felici di averla condivisa con tutta Europa, perché in un momento storico come questo, diciamo, condividere è molto difficile, perché tutti stanno pensando a crisi o a mancanza di soldi o a buchi da tappare. Invece spero che qui si sia tutto condiviso non per soldi ma per musica più che altro, quindi sono molto parlo sempre nelle mie interviste che, diciamo, disegno prima di scrivere un testo, o comunque in sogno mi appare una scenografia o quel che sia. Ripeto, questo è per condividere con voi questi anni passati, e tutto l'anno che abbiamo passato è stato veramente molto intenso. Spero che tutto questo veramente non si fermi qui, ma che sia l'inizio di una nuova era, e che non passi veramente mai. Grazie. Deve essere pronta anche per te. A questo incrocio dimmi dove si va, un passo in più, e tu che forse poi hai scelto di già di non amarmi più. È come quando pesi leve senza pesi che non vivono, è come quando c'era una vita intera, due che si amano e stanno ancora in alto perché mi piacevi tu, ma il cuore sarebbe donato per me di guardare giù. Non c'è niente che resiste al mio cuore quando insiste. Grazie, perché so che tu non passerai mai, spero non passerai mai. Non mi passerai. Ok, allora adesso confesso, non avevo che te. Come faccio a vivere adesso, solo senza te? E senza i tuoi sorrisi e tutti i giorni spesi, oggi che non c'è, è che una porta chiusa e nessun'altra scusa da condividere.
Sono arrivato ad uccidere, avevo tanto. Grazie esercito, grazie. Vado lì, ora per sempre, niente più, sarà importante, qualunque cosa c'è, dopo proverò a non pensarti, cercherò di non amarti, cancellerò anche me come te, sparirò, vado lontano, libera anche te da questo amore che non è più amore. E poi col tempo questo mare si scioglierà, finirà, il dolore ci lascerà. Non so più qual è il mio posto, troverò l'equilibrista. Non so più qual è il mio posto, ma penserò di più a me stesso, ma tu lasciami andare via, e così sia. Io sparirò lontano, libera anche da questo amore che non è più amore. E poi col tempo questo mare si scioglierà, finirà, il dolore ci lascerà. E poi soltanto un'assenza che griderà dentro me. Niente mai ti cancellerà. Guardami per un solo momento, sono io e sono sempre lo stesso.